Allora, qui siamo al secondo tornante e c'è il ristorante. Dovrebbe essere il tornante successivo. Ciao a tutti, sono con Tiziano e stiamo salendo da Pinzolo verso Madonna di Campiglio. Oggi saliamo al rifugio Segantini. Eccolo qua, quarto tornante, si gira per la Val Nambrone. Ok. Si risale la Val Nambrone per circa 8 km fino a raggiungere il parcheggio della Val d'Amola. Prima di proseguire però ci fermiamo a rifugio Nambrone perché c'è una cosa che voglio vedere. Vediamo se riusciamo a fare qualche foto anche se la luce non sarebbe proprio il massimo. Ma che carino sto posto! Avevo detto. Ci sono passato davanti tante di quelle volte e non mi sono mai fermato. E adesso su verso la Val d'Amola. E qua giriamo a sinistra, giusto? C'è posto, non c'è posto? Dai che c'è posto. Sì. Abbiamo parcheggiato la macchina, siamo a 2002 metri circa e adesso abbiamo la bellezza di un'ora di sentiero per arrivare là in cima. Questo è uno dei motivi per cui ci siamo caricati di materiale fotografico come muli, Penso non useremo, ma... che penso non useremo perché effettivamente c'è un cielo particolarmente plumbeo. Comunque chi lo sa. Tutto allenamento. Il Segantini con la sua dépendance e l'arrivo della teleferica. Vediamo, ci abbiamo messo un'ora e mezzo, quindi la zavorra ha avuto la sua influenza, dai. Zaini sistemati, cuccette preparate e adesso andiamo a fare fuori 2 passi in attesa della cena. Qua è carino. Cin. Allora, Tiziano mi ha abbandonato e si è infilato in branda. Non ha voluto venire fuori a fare foto notturne. Beh, devo dire che c'è un bel po' di foschia, però dietro al rifugio c'è questa serie di pozzanghere molto carine che ispirano. Sto qua, provo a vedere se la foschia si dirada e se riesco a combinare qualcosa. Ok, sono stato abbastanza fortunato, mi ritengo soddisfatto. The next day. Sono le 6:15. Sono le 6:15, alle 6:45 dovrebbe esserci l'alba, quindi è meglio che ci muoviamo. Andiamo sopra dietro al rifugio a cercare uno spot carino per una foto.
Questo qua sembra uno spot giusto, è esattamente lo stesso di 3 anni fa. La macchina è posizionata, l'inquadratura è scelta. Tiziano ha deciso invece di salire sopra quel dosso per fotografare la Prasanella illuminata dalle luci dell'alba. Io ho deciso invece di fare la foto del rifugio. Guarda che colori. Ancora qualche minuto e dovrebbe spuntare il sole, così chiudiamo il diaframma e facciamo la foto con la stellina. Bene, io ho fatto la mia foto. Vedo che Tiziano è ancora là in cima che sta fotografando. Adesso lo raggiungo. Miseria, ma quanto è andato su. E allora com'è andata con le foto? Dai, penso bene. Che ne dici di fare colazione? Bene, abbiamo fatto la colazione, adesso ci incamminiamo verso il passo de l'Homme per andare verso il Lago Nero. Ed eccoci al passo dell'Homme. Da qua si vede il Lago Nero, anche se probabilmente non avrà un gran panorama. Il Lago Nero e come previsto sullo sfondo non c'è nulla. Vabbè, non vale neanche la pena fare la foto. Da qua si vede la teleferica di servizio che sta sopra a Rifugio Cornisello e adesso cominciamo a calare verso il rifugio. Questo qua è il lago di Cornisello. Sì. Rifugio Cornisello, abbastanza turistico. Bivio per Valina d'Amola, 2 km di strada fino a qua, bianca, adesso diventa asfaltata, che vi risparmio. E dopo 2 km di discesa su strada asfaltata arriviamo al bivio per Valina d'Amola. Adesso non ci resta che risalire la strada bianca per arrivare alla macchina e abbiamo chiuso il giro. Per oggi è tutto.